In nome del popolo italiano, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, parifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2021. La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto 2021 della Regione Veneto. Ottenere la parifica significa avere la certificazione di una gestione finanziaria che ha seguito correttamente i principi contabili. L'annuncio della Presidente della sezione regionale di controllo Maria Elisabetta Locci avviene nell'aula udienze di Palazzo dei Camerlenghi a Venezia davanti al Presidente della Regione Luca Zaia e del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Siamo i primi anche quest'anno a parificare con un giudizio positivo. Ricordiamo che siamo una regione che non applica tasse regionali dal 2010 per un controvalore di 1 miliardo 215 milioni di euro all'anno. Nella requisitoria del procuratore regionale Ugo Montella non sono comunque mancate diverse osservazioni. Ci sono margini di miglioramento nella gestione del settore sanitario, seppur il Veneto rappresenta un'eccellenza in Italia, ma al meglio non c'è mai fine. E ci sono poi uno squilibrio tra ciò che si investe per la sanità, che per carità è il bene di maggior rilievo, e ciò che si investe però sul resto, il territorio, i servizi alla persona. Nel futuro c'è l'impiego dei fondi del PNRR e un evento di portata mondiale come le Olimpiadi invernali. Sono grandi masse finanziarie, sono grandi eventi come le Olimpiadi, è ovvio che bisogna avere un monitoraggio serrato e ben venga anche questa attività di affiancamento da parte della Corte dei Conti che ci aiuta a fare questo percorso. Alla Corte dei Conti il giudizio di parificazione del rendiconto generale 2021 della Regione si è concentrato anche su quanto abbia pesato nel bilancio del Veneto la gestione dell'emergenza coronavirus, in una giornata in cui peraltro i contagi hanno ripreso a salire parecchio. Siamo oltre 12.000 contagiati nelle ultime 24 ore, abbiamo 749 persone in ospedale. Qui un piccolo inciso, in ospedale vuol dire che a casa non riuscivano a curarsi, e poi 34 persone in terapia intensiva. Quindi gli ultimi 10 giorni abbiamo avuto 100 persone più ricoverate e 5 persone in più in terapia intensiva.